vantaggio degli ospiti al 22esimo minuto. Settima giornata della Serie A2 Lega Calcio 8 in campo, Moiero contro Roma Calcio A8, una sfida davvero molto interessante che vede di fronte la seconda in classifica contro un'altra formazione che milita invece nelle zone mediane della graduatoria. Si preannuncia quindi tanto spettacolo sul terreno di gioco con le squadre che sono già disposte in campo. Due sul pallone, protegge bene il laterale in casacca numero 11 Farina. Poi ancora una azione per il Moiero, pallone che sfila alla sinistra del portiere, pericolo per Roma Calcio 8. C'è stata una deviazione e quindi si ripartirà con la battuta dal corner direttamente del numero 7 Pace. Pallone, la puntata secca. C'è il gol dell'1-0 del Moiero che stava facendo qualcosa di più fino a questo momento. Alla fine arriva il gol del vantaggio. La verticalizzazione, riceve in cabina di regia Coppola che prova a smistare per il 10 Pepe, ma è ancora il Moiero ad innescare la velocità del numero 2, sbaglia clamorosamente Macri. Controllo in mezzo al campo, ancora Anselmi che prova con il destro e chiama gli straordinari doppio intervento del difensore, prima sul numero 9 e poi su Marco Rogato. Riceve ancora palla il numero 8 e il capitano, è un gol fantastico quello del capitano del Roma Calcio A8. Tiziano Topa la butta lì dove non può arrivare l'estremo difensore del Moiero e riporta in parità questo match 1-1 tra Moiero e Roma Calcio A8. Riprende subito a giocare, c'è lo spazio per andare alla conclusione, sfuma il gol del possibile 2-1, ma una grandissima occasione per il Moiero. Arriva la conclusione tutta con il destro e sugli sviluppi di questo calcio piazzato arriva anche il gol del vantaggio a firma di Federico Coccia che va a ricevere i festeggiamenti dei propri compagni di squadra. Quasi a sorpresa avanti quindi Roma Calcio 8 ai danni del Moiero. Non mancano 5 minuti abbondanti più recupero al termine di questo match. Attenzione a Topa che sistema il pallone sul destro.